Innanzitutto dobbiamo dire che il PSR 14-22 si è chiuso con un avanzamento della spesa rispetto alle risorse finanziarie disponibili del 93%, quindi da questo punto di vista possiamo dire che arriveremo alla chiusura totale spendendo fino all'ultimo centesimo. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il CSR, dove abbiamo già un avanzamento del 69% nei primi 2 anni di utilizzo. Tutti questi bandi sono finalizzati al tema della ricerca e dell'innovazione tecnologica, quindi un'attenzione particolare al tema del cambiamento climatico, quindi con sistemi irrigui che andiamo a finanziare particolarmente evoluti, un'attenzione al tema del settore biologico, della montagna in particolare, per tutelarne la biodiversità. Siamo molto sul tema della sostenibilità ambientale, ma cerchiamo di farlo tenendo conto anche di un altro tema importante e fondamentale, che è la sostenibilità economica e sociale, e quindi garantire redditività alle nostre imprese, che è il vero motivo per cui ci sono questi programmi europei. Quindi l'attenzione su queste tematiche ci porterà a investire sempre di più su questi canali. Per quanto riguarda i giovani, abbiamo investito ben 272 milioni di euro nella passata programmazione, aiutando circa 2700 aziende fatte da giovani agricoltori. Quindi abbiamo messo a disposizione parecchie risorse, distribuendo tutti i fondi a nostra disposizione per aiutare questi ragazzi che sono il futuro della nostra regione e il futuro dell'agricoltura italiana. It's one unique, one